una vita degna che non passa evidentemente per il centro di identificazione ed espulsione. Allora ci vuole coraggio oggi, ci è voluto coraggio il 18 di dicembre a fronteggiare la polizia che ci caricava per una scritta, ci ha voluto coraggio il 1° marzo a riprenderci i D-Days che sono diventati giorni di lotta per noi, e ci vuole coraggio oggi di domenica a lottare per i diritti dei migranti, per i diritti di tutti e tutte, di questa Europa di disuguaglianze e sfruttamento. I migranti reclusi dentro CIE non conoscono domeniche, non conoscono giorni festivi, conoscono solo la violenza dell'Europa che respinge e sfrutta, che ammazza i migranti in mare, che li respinge. Allora, eccoci qua a Bologna, oggi il centro d'Europa, perché l'Europa migliore sta guardando a noi, sta guardando questa battaglia contro la detenzione amministrativa, l'Europa migliore, la moltitudine meticcia europea che ci sta guardando da ogni dove, perché la battaglia contro i CIE è una battaglia europea, è una battaglia decisiva per Bologna, decisiva per l'Europa, decisiva per la sovversione dell'Europa, per quella parte di Europa che ha deciso di sovvertire lo stato di cose presenti. Allora continuiamo con la carta di Lampedusa che ci ha insegnato che non esistono disuguaglianze, forse tranne una, che è quella per cui in questa città, ma anche in tutta Europa, le persone si dividono in due, c'è chi lotta e c'è chi non lotta, e noi abbiamo deciso di lottare, siamo la parte che lotta in questa Europa e a Bologna.